Abbiamo ricevuto a casa dall'azienda dei rifiuti di non lasciare l'acqua sotto i vadi, eccetera, eccetera, per non far prolificare le zanzare che sono state, cominciano già a essere malefiche. Visti i risultati dello scorso anno anche a Venezia, questa volta ci si è attivati per avvisare in tempo i cittadini sui comportamenti da tenere per fronteggiare l'emergenza zanzare West Nile. Ma secondo questa residente mestrina ci sono zone poco controllate. C'è il vivaio in via Santa Maria dei Battuti, là, insomma, di fronte al cimitero, che adesso non c'è nessuno. Ci sono centinaia di contenitori che prima servivano per i fiori recisi, pieni di acqua stagnante, che come si chiama? Una cosa obbrobriosa. La residente denuncia anche il fatto che lo scorso anno il comune si sia attivato troppo tardi per far fronte all'emergenza che si era creata. Anche se sono al quarto piano, me li portavo da basso, mi si attaccavano e li portavo sopra. E siccome sono una persona a rischio, dovevo continuamente rivolgermi a prendere antibiotici, quelle cose lì che servono poi cose. Quindi vorrei che magari quest'anno fossero un po' più attenti. Oltretutto è centro,